Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, io sono Alessandro Gnocchi, eccoci su Radio Libertà con Alta Tiratura. Dunque, partiamo dalle classifiche dei libri, non ci sono grandissime novità. Il più venduto però è un titolo young adult, cioè un titolo che si rivolge agli adolescenti tra i 16 e i 18 anni, quindi anche in realtà giovani uomini, giovani adulti, come è la dizione editoriale esatta. Quindi è in testa Game of Desire, Devozione, dell'editore Sperling e Kupfer. Poi ci sono i fumetti di Perratuns, Tourneur, Prova a non ridere, amatissimo, sempre in classifica, e poi da qua in giù diciamo che abbiamo i titoli della settimana scorsa, in cima a tutti, al terzo posto, La catastrofica visita allo zoo di Joël Dicker, che perde il primo posto in classifica dopo un anno praticamente passato in vetta alla top 10 con 2 libri diversi. Questo è appena uscito ed è già un best seller. Bene, adesso passiamo ai libri che vi voglio consigliare e direi di partire da un tema che è stato variamente trattato in questi giorni nelle pagine che riguardano l'attualità e l'economia, perché appunto abbiamo avuto la crisi dei dazi, ovvero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto dei dazi molto elevati, poi in parte c'è stata una ritrattazione, che non vale però nei confronti della Cina, con la quale c'è una vera e propria guerra commerciale a colpi di dazi. I dazi cosa sono? Sono in pratica delle tasse che vengono imposte ai prodotti importati al fine di renderli più costosi e quindi al fine di indirizzare i consumatori verso i prodotti che vengono confezionati localmente. È una risposta che Trump sta cercando di dare a uno dei problemi che sono stati posti con forza dalla globalizzazione, ovvero le aziende vanno a produrre dove la manodopera costa di meno e di conseguenza anche le grandi marchi si spostano in regioni dove appunto si lavora tanto a basso prezzo, in Vietnam ad esempio, e questo ha delle ripercussioni enormi poi sulla classe operaia americana che si trova senza lavoro e in povertà. Quindi è una risposta, ma è la risposta giusta oppure no? Qui le scuole di pensiero si dividono. Per alcuni il dazio è un errore e vedremo tra poco perché, leggendo uno dei classici della tradizione liberale, cioè l'economista Milton Friedman, premio Nobel e braccio destro di Ronald Reagan negli anni in cui Reagan era presidente degli Stati Uniti. Ci sono altri invece secondo i quali i dazi possono essere utili come dire, in una visione che poi diventa diplomatica, cioè io ti metto un dazio molto alto, dopodiché tu vieni da me e trattiamo condizioni nuove che possono andare bene a entrambi in questa nuova fase della globalizzazione che ovviamente sembra fare grossi passi indietro perché appunto era basata proprio sul libero scambio delle merci e questa visione in questo momento non sembra avere il consenso generale. Ma veniamo a Milton Friedman. Milton Friedman è un personaggio molto molto interessante. È stato accusato di tutto, è stato accusato di essere
fascista, neoliberista selvaggio, di aver appoggiato Pinochet, di averne fatte di tutti i colori. In realtà è un grande economista, giustamente premiato con il Nobel, e è stato anche uno dei principali divulgatori del verbo liberale. Aveva una trasmissione che aveva un enorme successo popolare negli Stati Uniti, in cui spiegava in parole semplici l'economia, facendo capire perché il libero mercato era superiore a ogni altro tipo di organizzazione economica. Di personaggi così avremmo grande bisogno anche in Italia. Resta da vedere se qualche canale sarebbe interessato a sostenere l'economia di mercato. Abbiamo i nostri dubbi. Comunque, Liberi Libri, che è l'editore di punta, diciamo, insieme a Rubettino, della cultura liberale in Italia, ha pubblicato un insieme di saggi, una raccolta di saggi di Milton Friedman con con il titolo di Non esistono pasti gratis, che è una delle sue frasi più famose, anche se qualcuno dice che in realtà non è sua, ma è stata prelevata da Adam Smith addirittura. Comunque in questo libro Friedman tratta anche il problema dei dazi, appunto. Lo fa inquadrandolo nel problema più ampio della concorrenza e dell'ampliamento dei poteri dello Stato. Ma vi voglio leggere le sue parole, che sicuramente sono più chiare delle mie. Allora, si parte con una constatazione, cioè che la concorrenza perfetta è un concetto teorico e non è mai esistito un mercato veramente completamente libero. Però i vari tipi di monopolio che si possono trovare negli Stati Uniti non hanno mai in realtà spinto a regolamentare il mercato tanto da farlo diventare, diciamo, non più libero. Ehm, Un'ultima cosa, adesso vi leggo dal testo di Friedman, un'ultima cosa su questo argomento. Il libero mercato non è necessariamente appoggiato da un gruppo della nostra economia e denunciato da un altro. Sia le imprese che i lavoratori vorrebbero esenzioni che andrebbero a loro vantaggio e contro il bene pubblico. Entrambi vorrebbero comportarsi come monopoli e ricevere trattamenti speciali dallo Stato. L'industria petrolifera si batte estremamente per ottenere dazi che tengano lontane le forniture straniere e che mantengano alti i prezzi, il tutto predicando le virtù del libero mercato. I dazi sono sostenuti da alcuni esponenti del mondo del lavoro per lo stesso motivo. L'essenza del problema è che una volta che iniziamo a consentire eccezioni per interessi particolari, passiamo da un sistema di accordi privati a un sistema politico in cui la libertà di tutti è limitata e lo Stato diventa il fulcro che deve bilanciare tutti questi interessi. Però in tali condizioni non vince nessuno. Quindi diciamo che Friedman si oppone alla politica dei dazi perché la politica dei dazi in fondo, in ultima analisi, come dire, consente allo Stato di ampliare i suoi poteri. Quindi si passa da un regime di contrattazione tra privati a un regime in cui lo Stato diventa il fulcro dell'economia perché diciamo con la scusa che deve mantenere l'equilibrio, deve far bilanciare gli interessi di tutti. Eh, ci sono altri passaggi, direi illuminanti un tema che appare legato a quello dei dazi e che sta alla base delle concezioni di Friedman è quello delle autonomie, cioè Friedman pensava che il governo federale non dovesse interferire mai con il libero mercato e inoltre dice che meno forte è il potere dello Stato, più libertà si ha e per limitare il potere dello Stato
dei modi più funzionali, uno dei modi più importanti è quello di ricondurre il potere a piccole unità di governo, diceva lui, sono le sue esatte parole. Cioè, in sostanza, lui dice ci deve essere concorrenza anche tra città e città, non c'è motivo per non averla. In linea generale, dice Friedman, le restrizioni all'attività statale dovrebbero essere più severe a livello federale, meno a livello statale e meno ancora a livello locale. Quindi niente dazi, libero mercato e libero mercato all'interno di uno Stato federale che non soffoca neppure la libertà delle città singole. Quindi autonomismo alla massima potenza, tanto che qualcuno disse che la proposta liberale di Friedman confinava con l'anarchia. E in effetti il figlio di Friedman, David Friedman, è il principale sostenitore dell'anarcocapitalismo. Stiamo parlando di Stati Uniti e adesso ci sentiamo un brano, Born in the USA di Bruce Springsteen. Bene, abbiamo ascoltato Bruce Springsteen, c'è un motivo per cui abbiamo scelto questa canzone, che non è solo il fatto che abbiamo parlato fino a un attimo fa di Stati Uniti e di dazi, ma perché vi volevo segnalare che c'è in uscita, in realtà il 27 giugno, ma si conosce già la composizione di quest'opera, c'è in uscita un mega cofanetto di Bruce Springsteen con 7 album inediti registrati tra il 1983 e il 2018, cioè album finiti, già mixati, già a posto, pronti per essere pubblicati, che poi per un motivo o per un altro invece il boss ha tenuto nel cassetto. Quello più interessante, forse quello più atteso, si intitola LA Garage Session 1983, perché questo disco vi permetterà di scoprire quello che diciamo molti amanti del boss che hanno comprato bootleg, cioè registrazioni illegali di questo stesso disco, questo disco appunto vi permetterà di scoprire l'anello di congiunzione tra Nebraska, che è forse l'album più introspettivo del boss, influenzato, dicevamo la settimana scorsa, da Flannery O'Connor,
appunto il tratto d'unione tra Nebraska e Born in the USA, che invece è esattamente l'opposto di Nebraska, cioè è la festa party del boss, il momento in cui chiama tutti a ballare e ottiene un successo poi mondiale. Porta tutti a ballare, ma Born in the USA comunque era una canzone con un testo violentemente critico verso il trattamento che veniva riservato ai veterani di guerra negli Stati Uniti. Comunque, adesso parliamo di altri libri un po' meno impegnativi rispetto a quelli di prima. Beh, innanzitutto vi voglio parlare brevemente di Guida alla cultura di Ezra Pound. Ezra Pound, sapete, è stato un poeta fenomenale, è stato anche come un scopritore di talenti eccezionale, è stato un editor di primissimo piano. Pensate che The Wasteland, La terra desolata di Eliot, è stato corretto pesantemente e migliorato moltissimo proprio dall'intervento di Pound. Pound ha la sua storia poi di collaborazione con il fascismo, che gli costa un ricovero, ma un arresto in Italia e poi un ricovero assurdo in un ospedale psichiatrico, non era assolutamente pazzo. Bene, cioè, questo libro di cui vi sto parlando, Guida alla cultura, che esce per l'editore Medelan, ed è un tomo piuttosto grosso, sono 400 pagine a 26 €, è una specie di zibaldone dove Pound racconta a volte cose serie, a volte cose divertenti sulla cultura. Ehm, Ci sono riletture di grandi autori, c'è tutta la sua passione per la Cina, Confucio e quel tipo di cultura orientale che lui frequentava in maniera assidua. Ci sono studi di semiserie di fisionomia di scrittori. Insomma, è un libro volutamente slegato, cioè fatto di materiale completamente diverso, ma alla fine esce un ritratto di quella che è la vera cultura e di quello che è il senso della scrittura. Eh, è un libro ricchissimo, ve lo consiglio, è quasi interamente di facile lettura, poi ci sono dei brani più approfonditi, ma insomma è sicuramente un libro che merita. In più è curato da Luca Gallesi, che è uno dei massimi esperti di Pound in Italia. Poi c'è questo libro scritto da Santiago Postedillo, che ha vinto il premio Planeta, è uno scrittore spagnolo, e questo libro tratta il tema degli scrittori maledetti, cioè perseguitati, ma non solo perseguitati, anche quelli che si sono autoesiliati, anche quelli che hanno opposto un rifiuto totale alla modernità. E quindi noi leggiamo la storia di Saffo, di Bulgakov, Orazio, Garcia Marquez, Kipling, Doris Lessing, cioè non solo quelli che ci aspetteremo di trovare da George Orwell in giù. Ci sono anche molti autori che solitamente sono fuori dai radar della critica, e ciò è un bene perché ci fa vedere che cosa sia realmente patire la discriminazione. È un tema attuale, visto che in Italia in continuazione noi assistiamo a autori, a dichiarazioni di autori che pubblicano con tutti i più grandi editori, che vengono invitati a tutti i festival, che stanno in televisione una sera sì e l'altra pure, e che si dichiarano incredibilmente dissidenti, come se la dissidenza permettesse di avere tutto quello che loro hanno. No, la dissidenza è quella che incontrerete tra le pagine di scrittori maledetti, dove effettivamente la libertà di espressione è conculcata quasi sempre da uno Stato
è veramente curioso. È un'anticipazione quello che vi do, perché questo libro poi uscirà in contemporanea con il 25 aprile, ovviamente sono inondati di libri su Mussolini, anche perché l'anniversario è secco quest'anno, no? 1945-2025, e tra tutti i libri che usciranno, questo secondo me è veramente curioso e, nonostante il tema macabro, perfino divertente, oserei dire. Anche se mi rendo conto che la storia appunto è, in realtà non lo è, ma diciamo che il libro di Ugo Savoia, Il corpo di Mussolini, Odissea di un cadavere, che verrà pubblicato in Svizzera, racconta una storia che forse pochi conoscono, personalmente non la conoscevo se non in parte. In sostanza cosa è successo? È successo che a fine aprile del 45, dopo Piazzale Loreto, succede che il corpo di Mussolini viene sepolto a Milano nel cimitero di Lusocco. Però lì, un anno dopo, 3 giovani lo vanno a riesumare e lo rapiscono, cioè rapiscono il cadavere di Mussolini perché ritengono che debba avere una sepoltura più degna. A questo punto, incredibilmente, il cadavere inizia a fare il giro d'Italia, nel senso che ovviamente viene cercato dai servizi segreti, e però noi lo vediamo che passa da una città all'altra, da Milano a Madesimo, poi Valtellina, poi di nuovo a Milano, quindi finisce per un certo periodo alla Certosa di Pavia, quindi torna ancora a Milano, infine va a Cerro Maggiore, poi passa da strutture religiose disseminate un po' in tutto il nord Italia. Il corpo viene restituito solo nel 1957 alla famiglia, e appunto viene poi sepolto nella tomba di famiglia di Predappio, 12 anni dopo la morte. Ora, c'è anche chi ritiene però che a Predappio non ci siano veramente le ossa di Mussolini. Ritiene che durante come dire, questa odissea del cadavere, qualcuno, cioè gli inglesi, abbiano deciso di far sparire anche le ossa. E quindi cosa c'è a Predappio non lo sappiamo. Qui però questa storia è raccontata diciamo documentata. Ci sono dei documenti che non si sono mai visti, che sono praticamente i documenti dei servizi segreti che han seguito la vicenda. Ecco, con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana su Radio Libertà con Alta Tiratura. Avete ascoltato Alta Tiratura. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri.